Va ora in onda la rassegna stampa. Ma gli avete dato da mangiare a sti gatti? No, perché non vorrei che alla fin fine ce li ritroviamo qua in studio. Io c'ho già i miei 3 gatti neri che rompono le scatole appena mi sveglio alle 5 del mattino. Se ne arrivano altri ancora da nutrire, lo so, siete voi ascoltatori che volete essere nutriti di notizie. Ed eccomi qua. Cucù, buongiorno. Sammy Varin, benvenuti nella rassegna stampa. Siamo a martedì 22 ottobre 2024. Buongiorno a Francesco, pronto e allerta come ogni giorno, soprattutto perché anche oggi ci sono belle notizie, ragazzi, abbiamo da divertirci. Il buongiorno si sente dal Varine, buongiorno naturalmente a chi ci sta ascoltando da casa. Il canale è sempre quello 252 del vostro televisore. Buongiorno a chi ci segue in automobile, ci ha scovato nella banda DAB dell'autoradio. Buongiorno a chi ha scaricato l'applicazione di Radio Libertà e ci ascolta dal telefonino portandoselo in bagno, portandoselo al lavoro, persino giù in metropolitana a Milano si sente da Dio. Buongiorno naturalmente a chi ha semplicemente acceso il computer. Anche al lavoro lasciate sempre in background il sito radiolibertà.net, da lì è possibile ascoltare e anche guardare la nostra radio. Il buongiorno, dicevo, si sente dal Varin e naturalmente il Sammy Varin è in onda con voi ormai da una settimana e oltre in questa rassegna stampa. Avete capito che è un qualcosa di più leggero. Cerchiamo di essere semplici, facili, di spiegare la buona politica senza parlarci addosso tra giornalisti, come è sempre successo purtroppo. Dopo di me arriva Giulio Cainarca, il nostro condirettore, non conduce più la rassegna stampa, ma fa qualcosa di molto meglio, inquadra la notizia più importante secondo lui, secondo la nostra emittente, e la sviluppa. Ancora, il buongiorno si sente dal Varin, ma anche da Scuola di Magia. Dopo l'editoriale del direttore Sallusti alle 9.30, alle 9.40 oggi ci sarà la consueta Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, senatore della Lega, che come la spiega lui la magia non la spiega nessuno. E poi naturalmente, come dicevamo nel corso della mattinata, l'auto da fè di Giulio Cainarca, poi ancora il Sammy Varin con Potere al Popolo dalle 11 a mezzogiorno con tanti ospiti e poi il collega Pierluigi Pellegrin dopo le 12.30. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, ma dicevo anche dalle vostre telefonate in diretta. Già adesso potete darci il buongiorno e trasmetterci l'umore che avete quest'oggi. Siete allegri, spensierati, siete incazzati come al solito, inviando un WhatsApp al nostro numero 340 67 09 659. Memorizzatelo, cari ascoltatori, qualunque pensiero abbiate ce lo lanciate. 340 67 09 659. Più avanti, dopo le 9, apriremo anche le linee allo 02 9294 7222. Bello sentire le vostre voci, soprattutto magari dei nuovi arrivati. Nel frattempo l'agenzia ANSA ferma sulla notizia principale di quest'oggi anche sui quotidiani. Migranti, approvato il nuovo decreto, Nordio, sentenza europea non compresa dai giudici. E proprio su questo argomento, signori, questa mattina alle 8.45 per il cui Parlamento ho chiesto aiuto alla deputata della Lega ed ex magistrato di Cassazione Simonetta Matone. Perché ci sforziamo adesso con la rassegna stampa di spiegare che cosa è successo, che cosa ha fatto il governo per superare l'impasse di non poter rimandare a casa gli immigrati che non hanno diritto di essere accolti. Cercheremo di spiegarlo, ma vi assicuro non è per niente semplice svolazzare in questo groviglio di leggi e soprattutto di pareri. Quindi sentiremo alle 8.45 la voce di Simonetta Matone, che sicuramente ne capisce più del sottoscritto. E intanto
E intanto ci tuffiamo, direi, sui quotidiani oggi in edicola. Oggi un po' di ritmo, ragazzi, per favore, perché a ogni azione corrisponde una reazione, e la reazione a questi di sinistra che vogliono bloccare ogni cosa che fa la Lega e il centrodestra, la reazione deve essere minimamente ballabile. E allora, signori, apriamo con il Corriere della Sera che dice: rimpatri, 19 i paesi sicuri. Repubblica, il governo sfida i giudici. Il quotidiano La Stampa apre con: migranti, il decreto dimezzato. Il Resto del Carlino, migranti, espulsioni più facili per decreto. Di tutt'altro tenore l'apertura del Fatto Quotidiano: il governo tenta di scavalcare l'Unione Europea buttando la palla alla Consulta. L'apertura del Messaggero: migranti, il governo rilancia. La Verità: il decreto per mettere in riga i magistrati sulle espulsioni. Il quotidiano Il Giornale apre con: Meloni ai giudici, governo io. Mentre Libero ha lo scontro sulla giustizia, Meloni richiude i confini. Ancora Quotidiano è quello che merita quest'oggi certamente un approfondimento, e lo troveremo l'approfondimento perché ci vuole assolutamente. È il quotidiano Il Tempo. Ti cucchi il bavaglio. Chi vuole tappare la bocca a Il Tempo? Eh sì, perché hanno deciso di zittire Cerno, in quanto non rivela le fonti. Come ha fatto a sapere di quella mail? Ne parleremo. Il quotidiano Domani: Meloni contro Unione Europea, giudici e Quirinale, approvato il decreto salva Albania. Il Sole 24 Ore, naturalmente apertura economica, ma presente anche su molti quotidiani: nascite 2024, la caduta è continua. Ma la cosa più grave, signore e signori, io non ci posso credere, non ci credo, pare che anche persino gli immigrati abbiano smesso di fare figli. Ci credete voi? Il Manifesto: a quel paese, titolazione cronica per il quotidiano Il Manifesto, ma noi l'apprezziamo sempre. L'Unità: Albania, Meloni vuole sfondare la Costituzione, ma Mattarella la ferma. E anche qui, signori, questo è un decretino che va firmato da Mattarellino, e viene il dubbio che magari Mattarellino non firmi il decretino. Avete anche voi questi dubbi? Me li potete già comunicare. Dai. Scrivetemi 340 6709 659. Ancora titoli: Riformista, controparte del governo. Il Secolo XIX, il giorno del confronto. In questo caso si parla naturalmente di elezioni. A Palazzo Ducale il dibattito tra i 9 candidati organizzato dal Secolo XIX, la diretta web a partire dalle 19:30, e noi naturalmente che siamo curiosi, soprattutto perché siamo sicuri che vincerà il centrodestra. No, non è vero. Ancora qualche quotidiano oggi in edicola, e sempre a proposito naturalmente di titoli che ci piacciono. Andiamo un po' più in basso. Eccolo qua. L'Unità, Riformista, Il Mattino, migranti, nuovo decreto. Il Gazzettino, migranti, la mossa del governo. L'Identità, lo scontro totale sul caso, l'Albania scuote anche l'Unione Europea. Il Dubbio, cari magistrati, decidiamo noi, arriva il decreto sul caso migranti. Bello il titolo del quotidiano Avvenire: sicuri per decreto. E leggo di quest'oggi, effettivamente titola Il paese delle culle vuote. La notizia: una toppa peggio del buco, il governo sforna un decreto Albania ma rischia un'altra figuraccia. Il Secolo d'Italia: paesi sicuri, il decreto c'è, il governo blinda l'accordo Italia-Albania.
E qui potremmo anche fermarci, se non giustamente la discussione, migranti via libera del CDM al DL sulla lista dei paesi sicuri, e La Ragione che titola esclusivamente abnorme. Apriamo i quotidiani e quest'oggi voglio partire con il quotidiano La Stampa, perché all'interno poi cerca di spiegarci, insomma, sai, in versione un po' maestrina, che cosa significa questa cosa sui paesi sicuri, che abbiamo capito, sì, è un decreto, ma ancora una volta non mette tutti quanti d'accordo, a giudicare almeno da quello che scrivono oggi i quotidiani. La Stampa di quest'oggi scrive: migranti, il decreto dimezzato. Nella lista restano Bangladesh ed Egitto. Attacchi alla Premier, scontro tra correnti di destra e di sinistra. Ridotti i paesi sicuri da 22 a 19. Esclusi i ricorsi facili del governo, a rischio tensione con Colle e Unione Europea. In centropagina sul quotidiano La Stampa, il sì all'Europa per soli 9.000 voti, Putin accusato di brogli, intrigo moldavo. Tra le segnalazioni, il commento di Marcello Sorgi, la guerra tra poteri che porta solo guai. Marcello Sorgi scrive che è abbastanza inutile applicarsi ai dettagli del decreto che il Consiglio dei Ministri ha partorito ieri sera per ribattere all'ordinanza con cui la giudice monocratica Albano ha disposto il rientro in Italia dei primi migranti avviati nei nuovi centri di permanenza in Albania. La sostanza, infatti, non è se un magistrato possa decidere quali siano i paesi sicuri e soprattutto quelli insicuri dai quali i richiedenti asilo in fuga abbiano diritto a essere accolti, né se questa nevralgica valutazione tocchi alla Corte di Giustizia europea o ai singoli governanti nazionali pressati dagli arrivi degli immigrati che viaggiano in condizioni di pericolo. Sono problemi importanti, certo, di raffinata dottrina giuridica a cui non è detto che Meloni sia riuscita a dare risposta. Si vedrà oggi, quando il testo del decreto verrà reso noto, il Quirinale dovrà valutarlo e in Parlamento si aprirà il confronto sulla materia. Ma a quanto pare per Sorgi queste cose non sono importanti, ma c'è dell'altro e chissà che mai potrà essere. Se vi interessa, votate Sorgi 340 6709 659, il nostro numero per i WhatsApp, per i messaggi audio o anche video. Io vi ascolto. Le vostre richieste non musicali, ma politiche e di quotidiani vengono assolutamente ascoltate. Migranti, il blitz del governo per salvare i centri in Albania, i giudici applichino la legge. Via libera del Consiglio dei Ministri, ma sparisce la parte sui ricorsi del Viminale contro le decisioni dei giudici. Nordio, la sentenza della Corte europea è scritta in francese e le toghe non l'hanno compresa. Dai, ma se mi chiamavano, li traducevo un attimo io. Ma io vi porto a pagina 4 del quotidiano La Stampa, dove, da bravi maestrini di sinistra, ci fanno un bel fact-checking, quella cosa lì che, insomma, ti dicono se c'hai ragione o se non c'hai ragione, se ciò che dici è vero oppure no. No, il fact-checking, il rebus dei paesi sicuri di Marco Bresolin. Gli stati hanno liste diverse tra loro, ma tutti devono rispettare la direttiva europea. Resta il nodo del riconoscimento parziale. Avete capito? Io no. Però leggiamo un po' di questa pagina, chissà mai che capiamo qualcosa. La Francia ha sentito l'esigenza di inserire nella propria lista, tra gli altri, l'Armenia e la Mongolia. Il Belgio ha aggiunto l'India, mentre la Grecia, il Nepale, i Paesi Bassi e gli Stati Uniti. Ma cosa si intende esattamente per paese di origine sicuro? Attenzione, che Bresolin ha la bacchetta in mano.
con quali criteri vengono definiti, quali sono i margini di manovra dei governi nazionali rispetto naturalmente al quadro giuridico europeo. La decisione del Tribunale di Roma relativa all'esame delle richieste di asilo dei migranti trasferiti in Albania ha riacceso il dibattito attorno al concetto di paese di origine sicuro, che non comporta automaticamente il rigetto della domanda d'asilo e nemmeno il ripatrio immediato dei suoi cittadini, tanto che molti Stati membri dell'Unione Europea non si sono mai dotati di una tale lista. Allora, la frase "l'Italia ha definito una lista di paesi di origine sicuri. I migranti che provengono da queste zone potranno essere immediatamente espulsi". Quindi, se il migrante arriva da quel paese sicuro, se non ha diritto di stare qua, io lo rimando indietro? Falso. Fact checking. La definizione della lista dei paesi di origine sicuri serve per stabilire la nazionalità dei cittadini, che possono essere sottoposti a una procedura accelerata per l'esame delle loro domande d'asilo, ma il respingimento della loro domanda non può essere automatico nemmeno se provengono da paesi sicuri. Te capì? La questione è emersa nel quadro dell'accordo con Tirana, perché il protocollo prevede che l'Italia trasferisca nei centri in Albania solo i migranti adulti, uomini non vulnerabili, che siano appunto provenienti da paesi considerati sicuri, in modo da effettuare lì la procedura accelerata. Altra frasettina. I migranti provenienti dagli stati che non figurano nell'elenco dei paesi sicuri non possono essere rimpatriati. Guarda, vedi come ti stanno confondendo già le idee. Già io non capisco più niente. Allora, i migranti provenienti dagli stati che non figurano nell'elenco dei paesi sicuri, quindi che sono insicuri, non possono essere rimpatriati. È falso pure questo. Non esiste una lista di paesi di origine non sicuri. E ci cade il mondo addosso. E l'esame delle domande d'asilo va sempre fatto individualmente, caso per caso. Uffa! Anche chi viene da un paese considerato sicuro può ottenere la protezione internazionale, mentre la possibilità di rimpatriare un migrante irregolare dipende dagli accordi bilaterali con il paese di origine. Ecco, sentite quest'altra frase. La Commissione europea considera il modello Albania contrario al diritto europeo. Falso. La Commissione ritiene che il protocollo Italia-Albania non violi le norme europee, altrimenti avrebbe aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, cosa che mi pare qualcuno chieda da sinistra. La Commissione chiede però che la legislazione italiana sulla lista dei paesi di origine sicuri, fondamentale per selezionare i migranti che possano essere portati nei centri in Albania, sia in linea con le direttive europee e con le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Altra frasettina. I giudici del Tribunale di Roma si sono permessi di modificare l'elenco dei paesi di origine sicuri. Falso! I giudici non sono affatto entrati nel merito della questione, hanno soltanto stabilito che alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 4 ottobre scorso, la bacchettina sempre in mano, un paese non può essere considerato parzialmente sicuro, deve esserlo per tutti i suoi cittadini e sull'intero territorio. Frasettina. Egitto e Bangladesh, paesi di provenienza dei migranti che erano stati trasferiti in Albania, sono considerati sicuri soltanto parzialmente. Vero. Nelle schede paese allegate al decreto approvato a maggio dal governo, ottenute dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, si legge per esempio che il Bangladesh è da ritenersi paese sicuro ad eccezione delle fattispecie indicate al punto numero 6, vale a dire quelle principalmente legate all'appartenenza alla comunità LGBTQI+, alle vittime di violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, alle minoranze etniche e religiose, alle persone accusate di crimini di natura politica e condannati a morte. Il governo inoltre segnala anche il crescente fenomeno degli sfollati climatici. Santa polenta, gli sfollati climatici, amici di Bologna, lasciamo stare, guarda, non parliamone neanche. Per quanto riguarda l'Egitto, chi non è mai stato in Egitto, alzi la mano.
Secondo il governo Meloni si tratta di un paese sicuro, ma si ritengono necessarie eccezioni per gli oppositori politici, i dissidenti, gli attivisti, i difensori dei diritti umani, per coloro che possono ricadere nei motivi di persecuzione. È chiaro che un egiziano che prende il barcone e viene qua in Italia fa parte di queste categorie, ma è logico, dai. Il governo sostiene che le limitazioni a cui fa riferimento la Corte europea sono quelle di tipo geografico, motivo per cui ha rimosso dall'elenco Camerun, Colombia e Nigeria, e non quelle relative a determinate categorie di persone. Ho quasi finito, ragazzi, resistete, ma questi sono i maestrini di sinistra, e poi tutte ste robe ce le menano, state sicuri, ce le menano, il torrone viene menato fino all'ultimo e non riusciamo a rimandarne a casa neanche uno di immigrato, non riusciamo. Spetta ai singoli stati decidere quali paesi sono considerati sicuri, non all'Unione Europea. Sapete com'è il fact-checking qua? Parzialmente vero, cioè in mancanza di altro ti Francesco, vai avanti te, la tua rassegna stampa non è possibile, cioè è vero, ma solo parzialmente, cioè dipende se il giudice è di destra o di sinistra. Basta, chiudo, non posso neanche stracciarlo io, la carta, non ce l'abbiamo più la carta. Un tempo facevo sentire... Senti il rumore della carta, questo è il palinsesto di oggi. Un tempo c'era la carta e quindi mi divertivo anche a sentire l'odore di inchiostro. Avevamo il naso sempre sporco di nero perché ascoltavamo. Di cosa sa quest'oggi l'Unità? E di cosa vuoi che sappia l'Unità, signori? Adesso niente, è tutto un computer, ragazzi. Un computer non si può più fare. Intanto sono le 7:50. No, mi devo riprendere. Sta cosa qua veramente mi ha fatto male, ha smontato il decreto di cui oggi parliamo alle 8:45 con Simonetta Matone della Lega, e questi ce lo smontano dicendo parzialmente no. Siamo sempre sulla Stampa, sì, a pagina 6, per fortuna. Giustizia, ira della Lega, magistrato da licenziare, al CSM la vicenda email, nuove nubi sulla magistratura. Si parla di danno erariale per detenzione ingiusta, il PD, dalla maggioranza un nemico al giorno per non discutere di salari e tasse. Beh, attenzione, qualcuno anche di voi ascoltatori, sicuramente pidino, ma comunque assolutamente rispettabile, ha fatto notare che si svia l'argomento, siamo un po' svicolone, mo vi ricordate quello dei cartoni animati, sono svicolone, svicoliamo, per non parlare certo dei veri problemi degli italiani. E in effetti questa mattina andrò anche sul quotidiano Il Resto del Carlino. Sul Resto del Carlino, ragazzi, per fortuna si parla quasi esclusivamente dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, cosa che sugli altri quotidiani c'è una mezza paginettina, una paginettina al massimo. Vergognoso, certo, ma ormai lo sapete, l'Italia è il paese delle polemiche e a quanto pare i colleghi giornalisti professionisti sanno che quando si fa polemica l'umano italiano è curioso. Intanto Matteo Salvini, che abbiamo visto ieri sera in televisione, dice Marco Paternello, quello della mail, la mail di Paternello, dimostra di non avere equidistanza, prende il tribunale per un centro sociale. Chiaro che una frasettina del genere, insomma, ci piace anche lanciarla per aria. Guarda un po'. Conte dei 5 Stelle invece dice la Premier mente ha selezionato una parte delle mail nascondendo ai cittadini il resto. E infatti molti vorrebbero sapere qualcosa di più su questa mail, ma Cerno muto, non parla. Roberto Speranzon di Fratelli d'Italia, la sinistra italiana come al solito si batte per la libertà di informazione, sì, ma a giorni
alterni. Così il quotidiano La Stampa, la critica delle toghe conservatrici, certi toni sono da boomerang. Noi magistrati non staremo zitti. Il rischio è finire come l'Ungheria. È la corrente di sinistra, naturalmente, che dice sta roba, strumentalizzata la mail del nostro collega. E certo, come Palamara Boys, no? Sono stati strumentalizzati. 2 anni di Meloni. Sul quotidiano La Stampa, naturalmente La Stampa fa i complimenti al governo Meloni, nuova idea contro la stagnazione, deve ripartire da scuola e welfare. Scusate, nessuna idea contro la stagnazione, mi ero illuso per un attimo, no? Ancora, dall'Unione Europea all'Ucraina un doppio esame, Giorgia torna osservata speciale. E poi la politica più forte di scandali e scivoloni, il capolavoro di una leader sola, e questa è bella, dai, ha puntato tutto sulla famiglia, restano ancora troppe disparità. Queste le 2 pagine sul governo Meloni sul quotidiano La Stampa, che poi si occupa anche dell'ulteriore polemica. Medici o delatori? La ministra della famiglia Roccella rilancia l'offensiva del governo contro la maternità surrogata. I dottori segnalino i casi in procura. L'ordine insorge. Noi curiamo, non possiamo denunciare i pazienti. Vi ricordate? Ci avevamo provato anche con i clandestini con questa storia e poi è finita che alla fine curiamo tutti, cani e porci, gli danno semplicemente quel numero magico che significa immigrato clandestino e nessuno viene a sapere nulla. Ma d'altronde è giusto, su questo sono d'accordo, bisogna curarli tutti quanti e noi li curiamo tutti quanti. Mi devo riprendere, voglio qualche WhatsApp che mi faccia coraggio, scrivetemi 340 6709 659, il fact checking dei giornalisti del PD. È vero, lo so, vi ho fatto cadere il biscotto nel caffè latte, vero? Ma d'altronde la rassegna stampa di Sammy Varin serve anche a questo. E sveglia, vi devo tenere svegli facendovi un po' arrabbiare. Buongiorno, sulla questione giustizia migranti ormai è evidente a tutti che l'opposizione politica sia fatta dalla magistratura e il PD sia il suo cavallo di Troia. Il punto mi pare sia che c'è una parte del paese che tifa, spinge per l'esondazione del potere giudiziario bloccando tutto il paese, così scrive il bravo Cesare. Gian, paesi insicuri per i clandestini? Sicilia, Calabria, Campania, e insicuri per gli italiani? La stazione di Milano. È vero, è comunque che in Sicilia, Calabria, Campania, anche in Sardegna, insomma, se sei clandestino guardati le spalle, soprattutto se compi reati. Ecco, se sei clandestino ancora no, ma se fai qualcosa che non va. Ciao Sammy, l'unica cosa che ho capito da tutti questi favorevoli e contrari che hai elencato è che non andrò più a votare. Cioè, capite che io sono qua che mi faccio il culo, che cerco di spiegarvi che c'è una buona politica e c'è una meno buona politica, e questo è il risultato, che non mi andate più a votare. Basta, io me ne vado, ma non è possibile. Basta, vai te, vai Francesco, vai da te la rassegna stampa, parla a te. Non lo fa. Non la fai? Non la fa. Vabbè, niente, non la fa. Questi sono così, poi i registi tirano fuori il contratto, non voglio mica fare la segna stampa, sei tu che li fa, ma guarda che riesco comunque a tirar su e giù il cursore, ce la posso fare anch'io, no? Vabbè, gna fa, ok. E c'è Mario che scrive ancora, va avanti ancora. Qui comandano tutti eccetto quelli votati dalla gente, ma quale potere al popolo? Che ha citato la mia trasmissione delle 11, io alle 11 sono di nuovo qua, con potere al popolo, a quale potere al popolo?
Ho capito che oggi è una giornata di quelle. Buongiorno Sammy. In questi giorni si parla nuovamente dei giudici. Ci siamo già dimenticati della giudice che ascoltava Potere al Popolo? Sempre la mia trasmissione. No, in questo caso il partito politico. Mi auguro davvero che ci sono delle interferenze. Sto benedetto referendum sulla giustizia venga finalmente fatto. Ma tanto non va nessuno, non vanno più a votare, fanno come Mario. Posso prenotare per favore Padania Terra d'Amore come canzone? Oh, Daniel, ma quel buon vento? Sicuramente sì, gliela facciamo inserire più tardi al nostro regista. Sì, i medici curano tutti, sia che abbiano comprato bambini, sia che siano clandestini, ma mi raccomando, a patto che siano vaccinati. I Novax gli fanno schifo, ma per favore, buongiorno anche a Stefano. Buongiorno Sammy, qui con i soliti giornali si ammoscia il biscotto a tutti. Votate sempre, votate Lega. Bravo Fabio, ti è caduto il biscotto nel caffè latte e io te lo vado a recuperare. Il tempo di una canzone indipendente non sarà facile perché c'è una tazza molto grossa. Attenzione, ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista sconosciuto a livello nazionale, ma assolutamente in gamba. Oggi ci facciamo un giro con la pianista Francesca Tandoi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
L'ho ritrovato il biscotto, l'ho ritrovato, è stata dura ma l'ho ritrovato, signori. Ma intanto questo pezzo di Francesca Tandoi, 6 minuti di musica, andatevelo a cercare su YouTube, sugli store digitali. You and the Lake and the Moon, pianista, cantante, compositrice straordinaria, band leader, una vera e propria eccellenza del jazz italiano. Questo mercoledì, no, il prossimo, il 30 ottobre, se Francesca Tandoi sarà a suonare al Blue Note, il tempio del jazz milanese. Francesca Tandoi la seguiamo in queste settimane, la pianista delle ore 8. Signore e signori, buongiorno. Il buongiorno si sente dal Varin, una rassegna stampa più leggera, a volte scherzosa, un po' irriverente, a volte un po' da show, certo, lo so, ma sono qui per quello, per cercare di mandarvi anche una nota positiva in questo mare di sostanza non chiaramente definita. Continuate a inviare i vostri WhatsApp perché mi fanno piacere, ci tirano su di morale. Anche il regista Francesco è più allegro quando legge i vostri WhatsApp. Come fare? 340 67 09 659. Anche per voi ascoltatori nuovi di pacca che ci avete appena scoperto, la nostra è una radio che si chiama Radio Libertà e guarda un po', siete liberi di dire tutto ciò che volete anche tramite telefono. Dopo le 9 apriremo le linee allo 0292 94 7222. Sì, io poi dico di scrivervi, poi mi scrivete tante di quelle stupidate. No, Achille dalla Sardegna è serio, a parte che è un piacere ascoltarti e tutto quello che dici conferma e sottoscrivo. Che bello, quando mi danno ragione. Sai che a casa non mi succede mai, Achille. A parte il non andare a votare è sbagliato, io invece ritornerei al voto. Vogliono governare i magistrati, che governino pure. Ritorniamo al voto, li facciamo vedere chi comanda. Uellallero. Ma sai che Achille della Sardegna, secondo me la Meloni è d'accordo con te, che se li girano le balle lo fa davvero questo scherzetto? Oddio, la gente non è che muoia dalla voglia di tornare a votare, anche perché poi ci sono pure i referendum e attenzione, se metti le elezioni nazionali insieme al referendum c'è il rischio che arrivino al cuore. No, niente, Achille, cancelliamo questo pensiero poco serio. Ancora, WhatsApp 340 6709 659. Oh, mi fa piacere, adesso mi fate un po' di richieste. Bravi, non musicali. No, non lavoro più a Radio Milano Caponord nel 1983, è passato tempo. Sì, oggi c'è sul giornale uno che è andato in coma, si è risvegliato e pensa di essere negli anni 80. Non è il mio caso. Oggi siamo nel 2024-22 ottobre, facciamo le richieste politiche, giornalistiche. Mi richiedete il quotidiano per voi peggiore o il migliore, certamente, e io ve lo leggo. Il migliore al momento più richiesto è il quotidiano Il Giornale, che oggi apre con Meloni ai giudici, governo io. Nuove regole sui paesi sicuri. Ok al decreto rimpatri. Nordio. Le toghe non hanno capito la sentenza europea. È fantastico, eh? Gli ha dato degli ignoranti che non sanno il francese alle toghe. Si scherza. La magistratura si spacca. Moderati contro MD, che non è il supermercato dove ho cominciato ad andare tradendo un po' l'Esselunga, mi confesso. No, magistratura democratica. Rispettate le istituzioni. E insomma, ne parliamo anche alle 8:45 con la Matone stamattina. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il decreto legge in materia di immigrazione, che contiene tra l'altro la lista dei paesi considerati sicuri e la risposta del governo al blitz della magistratura ai suoi rimpatri. In poche parole, ci sarà una legge più importante delle altre leggi. Anche se io questa cosa, cioè io ero rimasto che le leggi dell'Europa valgono di più di quelle italiane. Invece in questo il decreto vale di più di quella europea. Questa è la domandona picciu, che farò alla Matone, deputata della Lega, ex magistrato, che arriva alle 8:45, perché qualche dubbiettino viene un po' a tutti e verrà anche a voi. Pensa io che sono qua davanti al microfono. In centropagina sul quotidiano Il Giornale, il no dell'asso lombarda, attenzione, questa è roba buona,
alla scadenza del 2035. De che? Delle auto, imprenditori in rivolta, non ubbidiremo all'Europa. Quante volte ci siamo ribellati all'Europa e qualcuno, io lo sto ancora aspettando, signori. Rizzo, se mi senti, ti aspetto qui a fare da contraltare alle mie notizie in rassegna stampa. Rizzo, vieni, ti amiamo. Scherzi a parte, non ubbidiremo all'Europa è bella potente, e si parla naturalmente delle auto elettriche. Fontana addirittura, che non è il presidente della Camera ma il capo di regione in Lombardia, apre al nucleare. Valutiamo un sito in Lombardia. E qui naturalmente apro ancora i WhatsApp al 340-6709-659. Dove lo mettiamo il sito per il nucleare? Allora, Salvini ha detto che ma anche sotto casa sua andrebbe bene, infatti lo vogliono cacciare dalla sua casa, si scherza, no? Però davvero, scherzi a parte, ormai il nucleare sicuro lo puoi tenere tranquillamente sotto il culo. Il problema è partire. È partire. La scadenza del 2035 non verrà rispettata. Dall'assemblea di Assolombarda arriva un netto segnale sullo stop ai motori geotermici. Ci ribelliamo. Bello, bello. Queste ribellioni è altro che la Salis. Queste sono le ribellioni che ci piacciono. Un po' meno la storia del poliziotto indagato perché ha sparato al migrante assalitore. È indagato l'agente che domenica alla stazione di Verona ha ucciso Moussa Diarra, migrante del Mali che lo stava aggredendo. Voi cosa avreste fatto? Certamente si poteva sparare alle gambe in quel momento. Certo, non è riuscito a sparare alle gambe. Adesso si deve pagare un avvocato. Siamo sempre sul quotidiano Il Giornale. L'editoriale di Alessandro Sallusti si intitola Il marcio che non stupisce. L'unica cosa che mi stupisce è lo stupore per quello che è successo, cioè che un magistrato abbia messo per iscritto sui suoi social l'avversità al governo in carica. Secondo Marco Patarnello, voce autorevole della corrente di sinistra dei magistrati, Giorgia Meloni va fermata. E non soltanto sulla questione del centro di accoglienza in Albania, è più pericolosa di Berlusconi, scrive Patarnello, ma non avendo inchieste giudiziarie è più forte. Dove sta la novità? Anno 2019, il magistrato Emilio Sirianni, giudice a Catanzaro, parlando al telefono con Mimmo Lucano, sindaco di Riace caro al PD, diceva: non preoccuparti, non siamo giudici imparziali, o meglio, noi non siamo indifferenti, noi siamo di parte. AUG. Estate 2018, Luca Palamara, allora potente capo della corrente Unicost, risponde a un messaggio di un suo collega inorridito per l'accanimento giudiziario contro Matteo Salvini sulla questione dei porti bloccati alle navi ONG. Non sbagli, hai ragione, ma ora bisogna attaccarlo. Però nell'ennesimo braccio di ferro tra politica e magistratura non c'è proprio nulla di nuovo su nessun fronte, né potrebbe essere diversamente per il fatto che nulla è cambiato. Il Ministero della Giustizia, nordio o non nordio, è sempre saldamente in mano agli uomini delle correnti della magistratura, di fatto alla sinistra. Il Parlamento procede a zigzag per evitare, al di là degli annunci, di fare pulizia vera del marcio che ha provocato il deragliamento della giustizia. La maggior parte della stampa e dell'informazione, nonostante beccata più volte con le mani nella marmellata, continua a tenere bordone alle parti più ideologicizzate, in alcuni casi deviate, della magistratura. Quindi di che dovremmo stupirci? Che i magistrati che sono stati al vertice di strutture sensibili, vedi la direzione antimafia, che si è scoperto essere centrali di dossieraggio, ce li siamo dimenticati, i dossier contro la Lega, il centrodestra, siano diventati deputati e senatori della sinistra? Sì, dovremmo. E qualcuno pure ci prova a stupirsi, ma è come parlare al vento. L'unico vero stupore è che in 2 anni
oggi di governo c'è, in 2 anni oggi, di governo né una forte maggioranza di centrodestra né una premier tosta come Giorgia Meloni siano ancora riusciti a estirpare il male. Potrebbe essere che la questione sia più complicata di quanto appare, che la magistratura politicizzata notoriamente atea abbia insospettabili santi in paradiso. E beh, se lo chiede anche Alessandro Sallusti, come si fa a estirpare tutto ciò? Se avete consigli per Sallusti, signori, 340 6709 659 e siamo alle 8:14, ancora il buongiorno a chi mi sta scrivendo WhatsApp, grazie, vi tengo svegli, grazie a chi sta andando in ufficio in questo momento e ha scelto Radio Libertà. Se non avete la Radio DAB non ci vuole niente, scaricate l'applicazione sul vostro cellulare e lo collegate alla vostra autoradio. Ecco il decreto paesi sicuri, Nordio bacchetta i giudici, il governo rivede la lista per i rimpatri, gli stati passano da 22 a 19 e il ministro a Roma la sentenza europea non ben compresa o letta. Stroncato un traffico di immigrazione clandestina e riciclaggio, scrive il quotidiano Il Giornale. Traversata dalla Turchia i documenti a 15.000 euro, una copertura legale per il giro di denaro. Capite, insomma, come questi ormai facciano i soldi portandoci i clandestini e noi dobbiamo accettarli. Meloni e il timore che i magistrati vogliano boicottare la riforma del CSM. L'ANM e le altre correnti sono contrarie all'elezione con sorteggio di togati e laici. La paura dei giudici è perdere il controllo dell'organo che decide promozioni ai vertici delle procure e trasferimenti. A chi ci sono convinti che la sentenza di Albano sia il primo segnale della fronda. Non richiedetemi Albano, non lo metto, stiamo parlando del cantante. Rivolta contro il governo delle Corti d'Appello, MI scarica le toghe rosse. I 26 presidenti contestano il DL sugli sbarchi. I moderati a magistratura democratica, il premier non è un nemico. Intanto si incrina il fronte delle toghe. Magistratura indipendente sconfessa chi ha definito la Meloni pericolosa, compromette il nostro ruolo. Cioè capite che questi si parlano addosso e noi qui a guardare. E c'è anche un altro giudice militante che si fa sentire, bravo, dice centrodestra di pazzi, grazie, crisa fulli, tal crisa fulli. Tribunale di Roma in un tweet attacca Calenda per avere rotto l'alleanza a sinistra e si lancia nello sfogo. Adesso è tra i magistrati che hanno detto no al centro in Albania. In passato ha bocciato anche un'istanza della Premier contro dei post taroccati. E vabbè, stiamo lì a guardare tutto, è vero. C'era ancora un titolo, fammi vedere un attimo. In Europa Francia e Germania puntano a stringere le maglie dell'asilo e ricordiamolo, è mica solo loro ragazzi, cioè noi li prendiamo e gli altri se ne fottono delle regole europee, della sentenza di questo di quell'altro e li rimandano nei luoghi più sperduti del mondo. Parigi ha già annunciato che bisogna accogliere meno. Il pacchetto sicurezza voluto da Scholz bocciato dal Consiglio federale. Nonostante i diversi colori al governo, la volontà dei due giganti europei, Francia e Germania, è cristallina: stringere le maglie dell'asilo, velocizzare i rimpatri, ridurre i tempi per i ricorsi, inasprire i controlli alla frontiera, oltre a guardare a declinazioni nazionali del protocollo Italia-Albania per esternalizzare quei migranti irregolari che non rientrano nei piani flussi, guardando persino alla Siria. Esternalizzare mi piace come esternalizzare, che tradotto in milanese vuol dire fora di ball. Governo Meloni 2022-2024, così l'Italia è tornata protagonista sul quotidiano Il Giornale quest'oggi, e poi la manovra oggi alla Camera e pressing per i ritocchi, allo studio modifiche per la tassazione dei bitcoin e sul tetto agli stipendi negli enti pubblici non quotati. Ma bada bene che ci piace questo titolo: la scadenza green del 2035 non potrà essere rispettata. Così il presidente
presidente di Assolombarda Spada. La transizione verso l'elettrico mette a rischio entro il 2030 fino a 40.000 posti di lavoro in tutta la filiera. Forte spinta degli industriali lombardi verso il sì al nucleare. Numeri da campionato europeo per la regione padana, al 10° posto per il PIL davanti ad Austria, Danimarca, Portogallo. Cioè ragazzi, andiamo a 1000, ma se ci attacchiamo alla pila, alla batteria, ci fermeremo. Previste alluvioni fino al 2026, ma la regione non ha fatto nulla. A pagina 10 del giornale si parla naturalmente di ciò che è accaduto in Emilia-Romagna. Il piano antidissesto dell'Emilia-Romagna stilato nel 2020 del migliaio di azioni preventive, la giunta PD ne ha completate 168. Gasparri rilancia, sono stati spesi solo il 10% dei fondi. La sinistra dice naturalmente è sciacallaggio. L'intervista con Elena Ugolini. Ma chi è Elena Ugolini? È la candidata del centrodestra alle elezioni in Emilia-Romagna. Lo sapevate che tra meno di un mese si vota lì? Il territorio è fuori controllo. Colpe anche da Schlein e Bonaccini. La candidata del centrodestra: il cambiamento climatico non può giustificare certo immobilismo. Elena Ugolini, 65 anni, ex sottosegretario alla pubblica istruzione governo Monti, professoressa di filosofia, preside di liceo, riminese, 4 figli. È lei la candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Non appartiene a un partito. Penso che il progetto civico sia un progetto giusto e necessario, perché dopo oltre 50 anni ci sia un cambiamento nella nostra regione. Il Campo Largo ospita i nemici della crescita economica e del lavoro. La nostra regione, il suo sviluppo economico, le sue industrie, i suoi imprenditori subiranno una battuta d'arresto se dovessero vincere i 5 Stelle e i compagni della Salis. Qual è il progetto di Ugolini? Il mio slogan elettorale è la persona al centro, perché in questa regione i bisogni e le aspirazioni delle persone non sono più ascoltate dalla politica. Parliamo delle alluvioni? Chiede Oara Borselli a Ugolini. Si potevano evitare disastri che sono avvenuti? Sicuramente da 30 anni non è stata fatta la manutenzione dei fiumi e degli affluenti, sono state abbandonate le aree montane interne da cui si staccano le frane e scendono in pianura valanghe d'acqua, non sono state fatte le opere infrastrutturali necessarie e non sono stati spesi i soldi destinati a questo. Sono grandi le colpe di Bonaccini e Schlein? Sono le colpe di chi ha governato un territorio pensando ad altro. Schlein ha dimostrato di non avere realizzato nulla negli anni in cui è stata chiamata ad amministrare il proprio territorio. È lei che aveva la responsabilità della cura del territorio e l'ha fatto rimandando indietro 50 milioni per la manutenzione dei corsi d'acqua. Bonaccini ha fatto il resto. Venerdì finalmente è arrivata la verità sui buchi nel bilancio della sanità e sui fondi dedicati alla manutenzione del territorio mai spesi, risponde Ugolini. Sì, la Corte ha evidenziato un disavanzo di 1 miliardo di euro sulla sanità, coperto solo con fondi occasionali. Questo significa che in futuro non è scontato che questi fondi possano coprire i debiti. Altre criticità riguardano la gestione dei fondi e delle aree per far fronte all'alluvione. Meno del 10% delle risorse stanziate sono state effettivamente impegnate, mentre i lavori affidati sono stati rendicontati in modo lacunoso. Ancora, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale, Oara Borselli intervista la candidata del centrodestra in Emilia-Romagna, Elena Ugolini. Il cambiamento climatico è colpa dello sviluppo? Il cambiamento climatico è un fatto, dice Ugolini, ma non può essere un alibi per l'immobilismo. Basta ideologie. Il nostro compito è difendere il territorio. Bella questa frase, è quella che dico io da 20 anni. In questi ultimi 30-40 anni, per inseguire le ideologie, questa regione non ha governato il territorio, non lo ha difeso.
Ora paghiamo il conto. Lei è una donna di partito, lei non è una donna di partito, scusate. Il centrodestra è compatto dietro la sua candidatura? Risponde Lugolini. Sì, i 3 leader mi hanno dato fiducia condividendo la prospettiva di metodo e contenuti. Vedo invece molti problemi nel centro-sinistra. Matteo Renzi e Giuseppe Conte che litigano come bambini, poi c'è la Salis e compagni che vogliono occupare le case. Cosa pensa del suo avversario De Pascale? Lo rispetto come persona perché alla base della mia cultura c'è sempre il rispetto umano. È molto bravo nell'eloquio e nel dire a chi lo ascolta quello che vuole sentirsi dire. E del sindaco di Bologna Lepore, la nostra città con l'Epore è fuori controllo. I cittadini sono stanchi di proclami, abbiamo bisogno di fatti. Ancora, sull'autonomia differenziata, avvantaggerà l'Emilia-Romagna? Risponde Ugolini, darà sicuramente modo di gestire meglio e con più responsabilità le risorse che avranno a disposizione i territori, ma dipende da chi la userà. Penso possa rappresentare un plus per tutte le regioni se riusciremo a garantire la sfida della coesione nazionale. I rapporti col governo possono migliorare? Il governo Meloni ha sempre lavorato con i territori a prescindere dall'appartenenza politica dei singoli amministratori. Tuttavia credo che lavorare con un governo che ha la nostra stessa visione su tanti temi possa essere un vantaggio per l'Emilia-Romagna. Così l'intervista alla candidata del centrodestra in Emilia-Romagna si vota quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. WhatsApp, ve lo leggo tra poco, ve li leggo e protestate che non vi leggo WhatsApp, sto facendo la rassegna stampa, dopo ve li leggo, ve li leggo. Utero in affitto e scontro tra i medici e la Roccella, la ministra che ha detto i sanitari sono tenuti a denunciare i casi di GPA, la FNOM dice errato, devono soltanto curare. A pochi giorni dall'approvazione del cosiddetto reato universale, che in verità vale solo per i cittadini italiani, di gestazione per altri, diventato legge mercoledì scorso dopo il voto del Senato, si riaccende la polemica ed è scontro tra governo e medici. A dare fuoco alle polveri è stata la ministra per la famiglia Eugenia Roccella, che ha affermato che tutti i pubblici ufficiali e medici sono tenuti a denunciare il presunto reato, nel caso la procreazione appaia loro sospetta. La risposta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici è stata dura. Siamo tenuti per legge a curare, non a denunciare. Il casus belli sono state le parole di Eugenia Roccella durante un'intervista televisiva di qualche giorno fa. Un pubblico ufficiale, anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla procura. Poi si vedrà in che modo il sospetto verrà indagato, eventualmente perseguito. Quanto all'applicazione della legge nuova di Zecca, la ministra della famiglia si augura che possa avere almeno un effetto fortemente dissuasivo, scoraggiando chi prova a praticare ciò che secondo Roccella va equiparato alla compravendita di bambini. Ma lo è proprio una compravendita di bambini, te lo vai a comprare all'estero, quando, ricordiamolo, ce ne sono così tanti che aspettano di essere adottati. Ma è più bello farselo fare, è vero, è vero, è vero. Avanti, avanti con le notizie. La Moldavia più forte dei brogli? Il sì all'Unione Europea vince di un soffio. Insomma, l'avremo in Unione Europea. Altra bocca da sfamare. Cosa ne pensate? WhatsAppatemi al 340 67 09 659. Il paese cerniera sceglie l'Unione nonostante le interferenze russe. La presidente uscente Sandu al ballottaggio e il Cremlino l'attacca. L'Ocse certifica i tentativi di Mosca di orientare il voto, una guerra ibrida. Dagli Stati Uniti a Bruxelles, congratulazioni per il risultato alle urne. Intimidazioni, corruzione, violenze, la strategia alternativa dello zar per piegare il destino dei paesi vicini. L'analisi di Roberto Fabbri, non solo guerra Kiev, ma anche le campagne sporche in Moldavia e Georgia, all'interno indottrinamenti negli asili. Insomma, Zelensky chiede agli alleati di riconoscere nella minaccia nordcoreana rivolta al suo paese
cinese un patto di concreta escalation verso un conflitto mondiale. Attenzione, avverte il presidente ucraino, l'asse delle autocrazie a guida russo-cinese è sempre più coeso e sfacciato, ormai manda contro di noi truppe di un regime allineato senza quasi nasconderlo e se non si agisce con decisione per fermarlo adesso, dopo sarà tardi per fermare un conflitto fuori controllo. E questo naturalmente vuole altre armi. 8:28 certamente, stiamo per dare la linea alla regia, arriva il meteo, una canzone indipendente, ma prima, sempre a pagina, sempre sul quotidiano Il Giornale, ma pagina 19, il passaggio tecnico per consentire la nomina del legale e partecipare alle perizie, stiamo parlando dell'agente che ha sparato. Indagato l'agente che ha sparato, eccesso di legittima difesa. La replica dei sindacati di polizia, costretto a usare l'arma, poi la soccorso, l'appoggio dei politici di centrodestra. Ci fermiamo, ma tra pochissimo ritorniamo. Minimo alle 8:45 arriva al Qui Parlamento con l'onorevole Simonetta Matone, ma tra pochi minuti leggo i vostri messaggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone sulla nostra penisola non è così forte e lascia spazio ancora ad infiltrazioni instabili. Temperature pressoché invariate. Nella prima parte di giornata tempo asciutto al nord con numerose schiarite, ma anche con la possibile formazione di banchi di nebbia, specie in pianura. Cieli irregolarmente nuvolosi o coperti al centro-sud, con piogge soprattutto sul versante tirrenico e sulla Sicilia. Nel pomeriggio altre precipitazioni al centro, specie sui settori tirrenici, nonché sulla Sicilia. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Splendida Mariella Nava, Oltre la città, dal volume 2 di Sarò Franco, uscito il 13 settembre, vigilia del compleanno del califfo. Ma chi è il califfo? È Franco Califano. Tante canzoni inedite del grande Califano, interpretate dagli artisti più incredibili. Brava Mariella Nava, Oltre la città. Siamo alle 8:34, il buongiorno si sente dal Varin, sono io a fare la rassegna stampa in questo momento storico. Il nostro Giulio Cainarca arriverà subito dopo l'editoriale di Sallusti alle 9:35, alle 9:30 liberamente, alle 9:35 arriva quest'oggi Claudio Borghi Aquilini e poi certamente la bella nuova trasmissione Auto da Fe di Giulio Cainarca. Sammy, mi leggi la prima pagina dell'Eco di Bergamo? Magari anche con una canzoncina del Ravasio. Ma guarda, e poi cosa vogliamo? Anche la colazione a letto? Ponte Secco, un anno dopo, scrive oggi l'Eco di Bergamo, le auto sono ancora in coda. Disagi in uscita dalla città anche per i cantieri TEV in attesa delle corsie mobili. E poi fa caldo ma si può accendere. È vero, ieri faceva veramente caldo, non so quest'oggi, ma insomma facciamo a meno di accendere i caloriferi, vogliamo risparmiare. Ieri su Rete 4 ho ascoltato la De Michelis, giuro l'avrei strozzata, ma dai, politicamente ci piacerebbe ma non lo facciamo. Di questo passo si prevede una fuga in massa dalle forze dell'ordine. Se non possono fare il lavoro per cui sono stati assunti e formati, cioè mantenere l'ordine e neutralizzare i criminali, che ci stanno a fare al servizio di una nazione che gli schifa ogni volta che fanno il loro dovere? Scrive Marco da Milano. Sammy, vorrei che un giorno, e spero arrivi presto, un clandestino vada a suonare al citofono di Maggi, Boldrini, Schlein, Conte e tutta quella risma favorevole all'invasione e dicesse: sono clandestino, non so dove andare, mi ospitate. Io so già la risposta, non la sappiamo, però possiamo inventarcela. Negli USA i giudici sono eletti dal popolo, se fai minchiate te ne vai. Metti Masini con la canzone Vaffanculo, ma invece dell'utero i pidini possono proporre una legge per affittare un cervello? Oh signor Piangem. Ancora WhatsApp al 3406709659, dove inizia qua? Ma non c'era una centrale nucleare a Caorso, certo, vicino a Piacenza. Ci sono ancora degli operai che fanno manutenzione anche se ferma. Non si può rimetterla in funzione? Vediamo. Buongiorno a Gianni da Genova. Protesta del Cremlino per lo stop alla partecipazione russa al congresso internazionale di astronautica in corso a Milano, la più importante manifestazione mondiale del settore spazio. Ancora, Pierre dalla Romagna, De Pascale, mestiere funzionario Federcop Rosse Ravenna. De Pascale è il candidato di centrosinistra in Emilia Romagna, ha gestito il comune di Ravenna della provincia in modo a dir poco casuale, strade malmesse, mancati interventi antialluvioni. Vorrei ricordarvi il famoso attracco per il GPL proveniente da USA, doveva essere pronto a fine estate 2024, sono ancora lì che piazzano i tubi, sono chilometri di tubazioni. La piattaforma in mare è pericolosa per tanti motivi, non c'è, e tutto intorno strade rotte. Intanto lo candidano a presidente regione Emilia Romagna. Il PD vuole scomandazzare. Ciao Sammy, interessante questo risultato della Moldavia che cambia improvvisamente nella serata di ieri. Mi ricordo le deliranti dichiarazioni della Reichsführer moldava nell'immediatezza della proclamazione della sconfitta al mattino. A stato Putin, diceva. I successivi sproloqui della stessa e delle cloache bocche dei funzionari europei nel corso della giornata, stranamente nella serata, il risultato miracolosamente cambia a favore dell'Unione Sovietica Europea. Ma che strano, Sammy, non trovi? Spero che ci siano sempre meno beoti italici che credano che l'Unione Sovietica Europea sia un baluardo di democrazia. Qualche dubbiettino in effetti c'è sta a venire. È vero. E senti, vogliamo eleggere il giornale migliore di quest'oggi? Voi non lo sapete perché magari mica si compra in tutta Italia, ma il giornale migliore di quest'oggi è Il Resto del Carlino. Perché? Perché ha un record di pagine dove si parla dell'alluvione
Lavone in Emilia-Romagna. Migranti, espulsioni più facili per decreto? Naturalmente, ma in centropagina si parla di un esempio pazzesco. Il centro d'eccellenza INAIL di Vigorso, pronto a trasferirsi città sott'acqua, i governatori uniti invocano piani speciali. Stiamo parlando del centro protesi INAIL di Vigorso nel Bolognese. Per 4 volte in più di un anno è stato travolto dalle alluvioni. E che facciamo? Bella domanda, dici. L'Emilia Romagna ferita, danni, il conto milionario, allarme per la piena del Po. Pressing sul governo, le regioni incalzano un unico piano speciale. Sempre sul resto del Carlino, eccellenza mondiale sott'acqua, il centro protesi fermo da un mese, l'unica soluzione è trasferirlo. All'INAIL di Vigorso sono passati tutti, da Alex Zanardi a Bebevio, ora i ritardi si accumulano, stavamo per riaprire dopo l'alluvione di settembre, ma siamo di nuovo sommersi. L'urbanista Cucinella, all'estero nascono città spugna, qui si parla soltanto ancora di calamità. L'architetto di fama mondiale, servono asfalti drenanti, parchi e giardini per assorbire l'acqua. Parliamo di futuro, ma nessuno ha ancora studiato il comportamento del Ravone in caso di piena. Questo ed altro sul quotidiano, certamente. Il resto del Carlino, politica, ancora polemiche, nuovo muro contro muro, Gasparri, danni causati da Bonaccini e Schlein, il PD attacca, sciacallaggio, a Bologna l'Isei di Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco, caos ed esposti in arrivo. Infine, il fratello del giovane morto. Spero tu possa perdonarmi. La lettera social di Andrea Farinelli a Simone, inghiottito a 20 anni dall'acqua. Se avessi fatto scelte diverse, forse saresti qui con me. Non lo meritavi. Così quest'oggi sul quotidiano del giorno, che secondo me e secondo voi è anche proprio il resto del Carlino, che porta anche l'altra faccia dell'alluvione. Animali in balia di acqua e fango, così siamo riusciti a salvarli. Sfollato il canile di Sasso Marconi, minacciato da una frana. A Bologna, gattina intrappolata in casa. Cani e mici portati a sicuro anche nel Reggiano e la levatrice resta con le mucche nella stalla allagata. Pochi minuti e ci colleghiamo con il cui Parlamento la Simonetta Matone cercherà di spiegarci che cosa sta succedendo sul fronte migranti, ma attenzione, intanto Repubblica, pagina 19, guardate cosa vi ho trovato, questo non ve l'aspettavate. Signore e signori, torna Vannacci, la decima e il fascio, nasce la compagnia dell'anello, ma è fantastico signori, noi che siamo attaccati ancora all'ampolla, all'acqua del Po, dai, all'anulare dei fedelissimi compare nel giorno del compleanno del generale un simbolo da iniziati, creato da una gioielleria di Arezzo, si compra a 50 euro solo con il via libera dei vertici. Eccolo il misterioso anello, il gioiello da 50 euro con i simboli della decima Mas e il fascio. In alto Vannacci e i suoi fedelissimi alla festa di compleanno del generale. Riferimenti fascisti a suggellare il cameratismo. A fine novembre a Marina di Grosseto, assemblea di lancio del soggetto politico. Questo continua a dirlo, non la lancia mai sto soggetto, ma siamo sicuri, solo qualche riga per farvi godere un anello per i soli iniziati, cultori di Roberto Vannacci, con un bel fascio littorio accanto alla X della decima Mas. La storia viene fuori il giorno dopo il compleanno del generale eletto con la Lega. Lui su Facebook pubblica la foto assieme al suo manipolo, come lo chiama lui, evocando il gergo mussoliniano, cioè i fedelissimi dell'associazione quasi partito del mondo al contrario. Qui naturalmente mi fermo, però ragazzi, dovete leggerlo questo su Repubblica. Su Repubblica non dovete mancare. Il rebus dei paesi sicuri, certo, l'abbiamo letto in apertura di rassegna sul quotidiano La Stampa, pagina 4, il fact
checking, con le domande e le risposte che ti dà soltanto la stampa, perché sono loro i maestri di cultura e di giustizia. Gli stati hanno liste diverse tra loro, ma tutti devono rispettare la direttiva europea. Resta il nodo del riconoscimento parziale, c'è anche quello, il rebus dei paesi sicuri, quest'oggi a pagina 4 del quotidiano La Stampa. Ce n'è ancora una? E certo, c'è Libero, signori. Libero a pagina 10. La gente ora è indagato. Sinistra in piazza a Verona per l'immigrato col coltello. Gli assessori della giunta Tommasi stanno con l'assalitore. Andava aiutato, gli hanno sparato. In stazione rischio fisiologico, capite? È come quando scappa la pipì, è un rischio fisiologico. Può capitare, capita ogni giorno, certo, e i poliziotti si indignano. L'assessore Jacopo Buffolo dice: era un ragazzo integrato. Noi facciamo politica con la P maiuscola per un futuro migliore. Ma qui, signori, mi fermo, lasciamo Libero per un attimo e ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. Ah, l'abbiamo evocata da questa mattina presto, perché abbiamo bisogno di capire qualcosa di più con sta storia degli immigrati, e questo si può rimandare a casa, quest'altro no, ma forse sì e forse no. Oggi scrivono i giornali. Fatemi salutare il deputato della Lega, ex magistrato di Cassazione, onorevole Simonetta Matone. Buongiorno. Buongiorno a voi. Simonetta, davvero, e siamo disperati perché nonostante i tanti giornali che ho letto, ancora non si capisce che cosa succederà. Abbiamo capito solo una cosa, che questi sono davvero allarmi inquietanti per uno Stato di diritto. E poi c'è sta storia della mail del magistrato Patarnello, una parte della magistratura che si trasforma in un contropotere, scrive qualcuno, approfittando di un quadro normativo europeo confuso. Punto di domanda? Qui mi fermo. No, Simonetta, da dove vuoi partire? Allora, ma io partirei dal fatto assolutamente inquietante che una questione così delicata, così complessa e così centrale per il nostro Paese venga, diciamo così, gestita da un magistrato donna, l'Albano, che è presidente di Magistratura Democratica, come appartenente a questa corrente anche la presidente del Tribunale delle misure di questo genere. Perché dico questo? Perché voi giornalisti, devo farvi un rimprovero, siete molto pigri, non leggete e non cercate. Basta andare sul sito di Magistratura Democratica e leggere quello che hanno scritto quando il governo emanò il decreto Cutro, e lì c'è una chiamata vera e propria alle armi. C'è scritto: bisogna insorgere contro queste misure, bisogna combattere, bisogna lottare, bisogna interpretarle in un certo modo. Cioè, il provvedimento dell'Apostolico, non so se vi ricordate, quella che annullò il provvedimento Cutro per prima, conteneva una serie di aberrazioni giuridiche, a partire dal fatto che il decreto interministeriale del Ministero degli Esteri insieme al Ministero della Giustizia, che stabiliva quali paesi erano sicuri e quali no, poteva essere tranquillamente disatteso. Sostanzialmente, volgarmente si diceva: chi se ne frega, io non sono d'accordo e quindi non considero questi paesi sicuri e quindi annullo il provvedimento di trattenimento. La storia comincia da lì, ma comincia anche da un rapporto con l'Europa che è di purtroppo sottomissione e secondo me aberrazione, perché queste cose vengono da lì. La sentenza dell'Alta Corte di Giustizia Europea dice sostanzialmente la stessa cosa. La sicurezza non può essere determinata in questo modo e quindi va valutato caso per caso. Ora, il paradosso è che
se l'Egitto e il Bangladesh fossero ritenuti insicuri, noi astrattamente ci dovremmo prendere 285 milioni di persone, perché fatto il calcolo di quanti sono gli abitanti del Bangladesh e quanti sono gli abitanti dell'Egitto, arriviamo a questo paradosso. Però, devo dire, le armi che abbiamo sono spuntate, perché anche questo decreto che il governo ha emanato, siamo sicuri che è una legge e non è un provvedimento, diciamo così, amministrativo puro e semplice, ma siamo proprio sicuri che ha il rango di legge superiore rispetto a un provvedimento in sede europea? Questo è l'interrogativo che mi pongo. È proprio la domanda che ci stanno facendo dalle 7 di stamattina i nostri ascoltatori, perché Io non sono così sicura. Io non sono così sicura che dal punto di vista della gerarchia delle fonti, perché si chiama così, la prima cosa che si studia quando ci si iscrive a giurisprudenza, quello che il governo ha fatto sia un salvacondotto, anche perché avendo poi di contro gran parte della magistratura contro, perché se chi deve applicare la legge la applica in questo modo distorto, aberrante, senza tenere conto di quello che è l'interesse nazionale, offendendo anche questi paesi, aspetta, perché ci sono pure aspetti diplomatici, perché nel momento in cui tu dici che il Bangladesh e l'Egitto non sono sicuri, tu comunque crei anche una crisi a livello internazionale. Però Certo. questi se ne fregano e vanno avanti. Io li conosco, cioè io trovo sfrontato, ripeto, se voi scrivete su Google Silvia Albano, vi esce Magistratura Democratica. Se scrivete Luciana San Giovanni, che è la Presidente, vi esce Magistratura Democratica. Ora, è possibile affidare le sorti di questa importantissima vicenda legata alla immigrazione a Magistratura Democratica, che fa i proclami dicendo corriamo praticamente in armi, le nostre armi sono giuridiche, che dà le istruzioni per distruggere il decreto Cutro? Che vi devo dire? Io non lo so, io penso che forse alla fine, scusi, ci dovremmo arrendere. Cioè lo vedo uno sforzo immane, io vedo una sorta di accerchiamento, ma è un accerchiamento nei confronti del nostro Occidente. Papa Ratzinger lo diceva sempre, è l'Occidente che abbandona se stesso. E se ci pensate, è così. Cioè, quando io dico che Hamas e Hezbollah non combattono contro Israele, combattono contro l'Occidente, contro il nostro modo di essere occidentali, contro tutto quello che noi abbiamo conquistato nel corso dei secoli. E noi saremo sommersi se continuiamo così. Scusi il pessimismo mattutino. No, ti ascoltiamo un po' rispecchi anche il nostro, perché da decenni pensiamo a una guerra di civiltà addirittura. Ecco, certo, perché noi siamo figli del diritto romano, del cristianesimo, del Rinascimento e della Rivoluzione francese, e tutta questa roba va a farsi fottere. Perché con la scusa dell'accoglienza, apriamo le porte al diverso, l'apporto culturale, tutte queste cose qua, stavo per dire una parolaccia, poi alla fine ci sommergeranno. Se noi non riusciamo a capire che l'immigrazione è una grande risorsa dal punto di vista della manodopera, ma deve essere controllata. Altro quesito che io pongo a questi miei ex colleghi, ma non vi viene il dubbio che provvedimenti di questo genere sono un grande assist alla criminalità, quella più schifosa, quella più spregevole, quella più disgustosa che fa traffico di esseri umani? Non vi viene il sospetto che facendo questo voi li favorite, li aiutate, siete al loro fianco, quelli che sono i mercanti di uomini, quelli che fanno morire donne, bambini e uomini in mezzo al Mediterraneo,
questo sospetto non li sfiora. Questi qua come sono arrivati in Italia? Questi sono dei poveri disgraziati. Ok, come sono arrivati? Pagando chi? E nel momento in cui io legittimo il loro arrivare in questo modo, io legittimo anche lo scafista. In che senso? Perché io gli do una mano, io lo aiuto. Ah, Nel momento in cui dico che certo. tu puoi arrivare in questo modo, perché tu puoi trattenerti, pur essendo arrivato illegalmente sul territorio nazionale, io ti do un aiuto memorabile. Per qualcuno sono dei veri e propri eroi. Intanto un ascoltatore dice... No, è che è un business, È se un ognuno di business. questi paga 3.000 euro, il tu scafista guadagni su questi poveri cristi centinaia di migliaia di euro, io devo partire dal fatto che questa non è immigrazione illegale. E essendo illegale io devo combatterla e devo partire da te, scafista, che me li porti. Però se io rendo il permanere sul territorio nazionale illegale, tu questo traffico lo smetti. Non a caso con questo governo gli sbarchi sono calati del 64%. Perché? Proprio per questo. E questa cosa invece li favorirà, li farà riprendere, li incentiverà. E questo passaggio che mi manca nel ragionamento anche politico. Chiaro, partendo proprio dal fatto che non devono essere gli scafisti che decidono A chi entra decidere chi oppure viene in no. Italia. Certo. Noi chiudiamo con questa nota positiva, signori. I nostri ascoltatori ti danno ragione, ma dicono che non dobbiamo essere subalterni all'Europa. Siamo tutti Rizzo, siamo tutti dei Rizzo quest'oggi, signori, che salutiamo, perché in molte cose ci azzecca e molte altre no. Non dobbiamo arrenderci all'Europa, come del resto fanno alcuni paesi, da Germania, Francia, insomma, alla fin fine fanno quello che gli pare e mandano i migranti dove vogliono. E non vedo Sì, perché. ne hanno rimpatriati non so quanti in Afghanistan l'altra settimana. Che sembra incredibile. Sembra incredibile, noi no. Va bene. Grazie Simonetta, buon lavoro. Ciao. Buona giornata. Ciao. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, pompa, bella la mia t-shirt con i V-meter. Sì, sono un po' alto di volume, ma va bene, non vado in distorsione. Apriamo le linee, direi di aspettare qualche minuto ancora, aspettiamo che scadano le 9, ma intanto tanti WhatsApp al 34067096659, giustamente dice questo ascoltatore, è sufficiente fare quello che hanno fatto tutti, da Germania a Francia, mettere nero su bianco con l'apposita legge costituzionale la non subalternità della legislazione italiana, cioè in poche parole se ne fottono di noi. Vero, assolutamente vero. Ragazzi, il quotidiano Il Tempo, anche questo è un po' l'eroe del giorno, è partito tutto dal Tempo, che titola quest'oggi "Ti cucchi il bavaglio". Lo scoop sulle toghe rosse fa impazzire la sinistra. La senatrice di AVS querela e chiede il nome della fonte. Lo denunciamo con la foto simbolo di Montanelli e Tommaso Cerno con la benda, per non parlare. Da Salvini a Fratelli d'Italia e Forza Italia, attacco alla libertà di stampa. Scrive il direttore del Tempo Tommaso Cerno: piuttosto che rivelare la fonte di una notizia, mi faccio volentieri un po' di galera. Così avrò modo di verificare di persona se la sinistra si comporterà con me come ha fatto con Ilaria Salis. Perché il bavaglio alla stampa libera noi non ce lo facciamo mettere da nessuno, tantomeno da quella parte politica che io conosco molto bene, che appiccava i post-it gialli sulle prime pagine di La Repubblica per chiedere alla politica di non interferire sul giornalismo libero e documentato, né ce lo facciamo mettere da Ilaria Cucchi, sorella onorevole di Stefano, vittima della violenza ingiustificata di uno Stato contro un cittadino che è morto per abuso di quei poteri che il giornalismo ha il compito di controllare, proprio grazie a chi ha il coraggio di andare contro il pensiero dominante, di entrare nei palazzi del potere e scovare
le verità scomode, come la mail del giudice Marco Paternello, che ha definito pericolosa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Stefano Cucchi ebbe da questo paese un minimo di giustizia, insufficiente a ridargli la vita e forse anche a dirci un paese davvero democratico, ma almeno giornalisti coraggiosi e magistrati senza tessera ci hanno dimostrato che combattere per un'idea è ancora possibile in Italia. Spiace che Ilaria abbia cambiato idea e se la prenda con noi. Così l'apertura oggi del quotidiano Il Tempo. Chi vuole tappare la bocca a Il Tempo? E poi naturalmente lo scontro politico, attacco della Lega, il giudice antigoverno si deve dimettere. Dopo la mail di Paternello, scoppia la guerra tra correnti, magistratura indipendente, AMD, la politica non è un avversario. E infine l'immigrato ucciso a Verona, indagato il poliziotto che ha sparato e Tosi, scusa perché mi viene sempre da tossire quando vedo Tosi in giro, legittima difesa. Qui ci fermiamo ma solo per qualche istante, signori, sono ormai quasi le 9, arriva una bellissima canzone nuova, nuovissima, e poi ci saranno anche i suoi saluti di Luca Soul Signorini, si intitola La ragione se ne va, ma voi restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Forte, 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 Luca Soul Signorini, consapevole dei propri limiti, un disilluso che sogna, un po' come ognuno di noi che sogniamo di far rispettare le leggi, di difendere i nostri confini. Fammelo salutare, Luca Soul Signorini, abbiamo l'audio, sentilo, sentilo, sentilo. Ciao Semivarina e tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. La ragione se ne va è un brano che ho scritto qualche tempo fa e ho deciso di pubblicare proprio in questi giorni sul mio canale YouTube ufficiale. Credo che abbia delle sonorità attuali, benché peschi direttamente da un concetto musicale che arriva proprio da fine anni 80, primi anni 90. Ho cercato di attualizzarlo su una canzone che poi è propriamente figlia del cantautorato italiano. Ho giocato con la maggior parte dei filosofi, degli aforismi, dei pensieri che mi hanno influenzato, e ovviamente i miei scritti di prosa poetica, cercando che si fondesse il ritmo e il suono in un'unica melodia. Spero che possa avvenire questa sorta di viaggio che la ragione se ne va vuole indicare, che è semplicemente un viaggio dentro di noi e un'esplorazione delle zone forse più buie del nostro animo. Assolutamente sì, d'accordissimo con Luca Soul Signorini. Andate a cercare sugli store digitali la sua nuova canzone La ragione se ne va. Mentre Sammy Varini è ancora qui, minimo fino alle 9:30, e soprattutto ora tocca a voi, cari ascoltatori vicini e lontani. Fatevi sentire, voglio sentire la vostra voce. Chiamatemi 0292947222 per commentare le notizie di quest'oggi, anche tramite WhatsApp se volete, 340 6709 659. Approfitto per ricordarvi che questa sera, anzi questo pomeriggio, martedì 22 ottobre alle ore 15, Hotel Bristol Palace di Genova, via 20 settembre, 2 anni di governo con i ministri della Lega e Marco Bucci. Ragazzi, se volete trovare i big della Lega, da Matteo Salvini a Giorgetti a Calderoli, c'è anche, wow, l'Alessandra Locatelli, insieme al candidato del centrodestra in Liguria Marco Bucci, oggi pomeriggio, ore 15, Hotel Bristol Palace, via 20 settembre, Genova. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto Sammy? Buongiorno. Buongiorno, sono il tuo stalker mattutino. Prego, prego. Allora, Sammy, io al di là della goliardia, io vorrei far riflettere, perché queste telefonate devono essere anche uno spunto per riflettere seriamente. Non mi chiamare mangiapreti, perché io espongo dei fatti. Vedi, io alla Chiesa Cattolica gli posso pure perdonare, e non la perdono, per 2000 anni della Santa Inquisizione, del bruciare le streghe, di bruciare gli eretici, gli scandali della pedofilia, gli scandali sessuali di ogni tipo, le ruberie economiche, lo strozzamento che ha fatto di questo paese, facendo un paese di imbelli e di codardi, va bene, quando prima dominavamo il mondo, va bene, ma non gli potrò mai perdonare una cosa, è che le stramaledirò per i prossimi 1000 anni le nostre generazioni future, quelle che sopravviveranno. Non gli perdonerò mai di aver africanizzato l'Italia, va bene? Africanizzato l'Italia, signori, parole sacre, parole sante, ma d'altronde chi vi fa la pizza? Ditemelo, chi vi fa la pizza? Lo scoop sulle toghe rosse fa impazzire la sinistra. Cucchi querela il tempo. Salvini, la stampa è libera. Si scrive quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. La senatrice di AVS chiede la nostra fonte sulla mail del giudice anti-Meloni e ci denuncia in barba a diritto di cronaca e rilevanza pubblica della notizia. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, pronto dal Veneto, buongiorno Sammy, buongiorno. Buongiorno. Ma guarda, proprio su questo argomento, ma si stanno stracciando le vesti perché qualcuno gli ha dato la mail, ma come diceva la tua ospite prima, bastava andare nel sito di Magistratura Democratica e lì si leggeva esattamente quello che si è scoperto, cioè il colpo di Stato, la volontà di sovvertire la nostra volontà popolare. Al riguardo devo sottolinearti, caro Sammy,
che la tua ospite ha detto chiaramente che anche i giornalisti, e non te ovviamente, hanno dormito sonni profondi. Per cui, sai, quella bella melodia che mettete al mattino quando iniziate le trasmissioni, quel miau miau, adesso ho capito perché viene messa. Perché bisogna che anche i giornalisti si sveglino, vadano a cercare notizie, per non parlare di politici che sono strapagati. Possibile che un governo di intelligenti e di laureati non sappia esaminare, come fa un buon avvocato, prima di prendere una decisione e fare una legge, il contesto della situazione? Quello doveva fare anche il governo Meloni, capire bene cosa implicava il contesto, cosa implicavano le varie situazioni mondiali di questi paesi chiamati o non chiamati liberi, e quindi prendere i necessari provvedimenti. E poi, da ultimo, permettimi, la magistratura doveva fare come fa un buon amico, cioè dire alle istituzioni: guardate che se voi prendete quel provvedimento cascate in questa situazione, oppure c'è quest'altro problema, cosa che invece loro non hanno fatto. Hanno aspettato volutamente il passo falso del nostro governo. Grazie Sammy. Grazie, miau miau miau. Intanto la Lega chiede le dimissioni del magistrato della mail anti-Meloni, ma Schlein e Conte difendono Paternello e minimizzano le sue parole. Sono sempre sul quotidiano Il Tempo. Grave imbavagliare un giornale, da Donzelli a Gasparri, l'ira della destra. I parlamentari di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia manifestano solidarietà alla nostra testata. Il caso di Palazzo Madama. Schlein accusa il presidente del Senato di voler cancellare la separazione dei poteri, ma non lo ha mai detto. La russa non può parlare, che la sinistra si inventa balle. Così il presidente del Senato, finito nel mirino della sinistra per un'intervista a Repubblica. Ma avete visto, basta che parli qualcuno. L'altro giorno Salvini su Rai 1 e poi il ministro intervistato da Repubblica. Meglio stare zitti. 0292947222, parla solo la sinistra. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Il discorso è che bisognerebbe chiedere a Frida, la cagnina di Cainarca, che è co-conduttrice di Radio Libertà, che prenda lei provvedimenti con i suoi dentini, i suoi bei dentini, e che ci dia dentro, ma anche a quelli della Lega, perché come ti ho detto l'altro giorno, è colpa della politica se siamo in questa situazione, è della brutta politica, perché stiamo diventando una brutta politica e le persone non vanno più a votare. Cioè noi adesso siamo andati ultimamente a votare per le europee, cosa ci ritroviamo? Che i fratelli della NATO, poi Forza von der Biden, sono appaiati a tutte le tematiche criminali di questa Unione Europea. L'unico che in Europa cerca di fare qualcosa è Orban, che giustamente abbiamo fatto un'alleanza lungimirante, già da tempo boicottata proprio da fratelli dalla NATO, dalla Melona, e siamo sotto scacco del pilota automatico, che noi non possiamo fare un programma di sviluppo, perché soltanto con la crescita e facendo lavorare le imprese, gli artigiani eccetera, con questa maledetta flat tax che non si vuole fare, che non si vuole allargare, e invece con le multinazionali cosa succede? Che pagano un'inezia e fanno i cazzi che vogliono, Amazon e compagnia cantante. Grazie, e poi la Meloni... schiavi di Roma e dell'Europa, ragazzi, da decenni che siamo in onda a dire queste cose, nulla è cambiato. Io chiamo sempre Rizzo, Rizzo, se ci ascolti ti aspettiamo qui a fare la rassegna stampa con noi. Insomma, sei andato a chiacchierare con Bannacci, non puoi parlare un po' con Sammy Varin. 0292947222, più richiesto, è il politico più richiesto in questo momento. Perché? Perché dice delle cose che un po' pensiamo tutti quanti, poi ne spara troppe, diciamo, però qualcosina in comune cominciamo ad averla con il comunista Rizzo. Poi siamo praticamente gemelli, ma anche io e Paternello ci assomigliamo fisicamente. Oh mamma, non è che mi scambiano per Paternello qui in Bellerio. Sono Sammy Varin, riconoscetemi. Chi c'è in linea? Pronto? Salve, Locatelli Milano. Ciao. Questo paese è marcio sempre a causa dei soliti, la magistratura, la politica e la disinformazione.
sono un trio che praticamente hanno corrotto questo paese e hanno fatto un sacco di danno e morti. Io penso che bisogna fare qualcosa in questo senso, perché attraverso documenti tanti avvocati, giudici eccetera praticamente devono essere colpiti. Voglio dire che se una qualsiasi dipendente dovesse lavorare in un'azienda, sereni contro chi ti paga, o sei fuori o a poli ricessi. Io credo di questa gente nei settori in cui ho appena citato ce ne sono a iosa, basta far parlare i documenti e bisogna creare le condizioni attraverso il computer, che si parla tanto e si usa tanto, ma bisogna agire, perché noi dobbiamo buttare fuori tanti delinquenti di questi settori, che praticamente lo sappiamo attraverso la televisione, basta che parlino, ma anche attraverso i documenti in modo particolare. Bisogna creare queste condizioni, da che abbiamo il computer cerchiamo di utilizzarlo bene. Per adesso ringrazio. Sono io che ringrazio te, e chissà perché mentre parlavi mi veniva in mente la frase più o meno di Salvini di qualche annetto fa, che poi da lì sono arrivati i problemi, che chiedeva più potere, un potere assoluto tra virgolette, forse ci vorrebbe davvero un governo ancora con più potere, un presidente ancora più con più potere, non il Presidente della Repubblica, grazie, lasciamolo dormire assolutamente, un premier con più potere, ma poi quando dici una roba del genere succede un casino, come ad esempio certo tra correnti delle toghe, la mail di Paternello fa scoppiare la guerra tra correnti delle toghe, magistratura indipendente critica i colleghi di magistratura democratica, il presidente del consiglio di qualsiasi partito non è mai un avversario, siamo sempre sul quotidiano Il Tempo, che è quello nel mirino, certo, ce l'hanno tutti con Cerno, che è il direttore del Tempo. Ancora una chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Salve Sammy, telefono da Como. Io vorrei sapere una cosa, questi qui, la sinistra che parla tanto di aiutare, quanti ce ne sono che hanno preso a carico gli extracomunitari a proprie spese? Loro sono capaci di spendere i soldi per ingaggiare le navi per andare a prenderle, ma però non ne hanno mai mantenuto uno non l'ha mai mantenuto. Lo stesso il Vaticano è la religione, è la politica più sporca che possa esistere, qualsiasi religione è la politica più sporca che esiste, e come dice il Papa che lo sterco del diavolo, i soldi sono lo sterco del diavolo, ma loro ci fanno un buon raccolto con lo sterco del diavolo, perché non prendono a carico nessuno. Tutto quello che hanno, che aiutano la gente che c'ha bisogno, sono tutte offerte dai cittadini e dai ristoranti, supermercati, che piuttosto di buttare via la roba le danno alle Caritas per formare la gente che c'ha bisogno, perché il resto loro non hanno mai aiutato nessuno, capito? Perché la sinistra, se non crea miseria, non ha senso di esistere. Verissimo, lo stavo per dire, vero. E intanto, dopo la vicenda Albania, la lista dei paesi sicuri diventa decreto legge, i giudici devono applicarla. Attenzione, perché da 22 i paesi sicuri diventano 19, sono stati esclusi Colombia, Nigeria e Camerun. La Nigeria non è un paese sicuro, ok? No, sto pensando a quanti nigeriani sono lì che evviva! Silenzio, Sammy Varin, non sparare cavolate. Sentiamo i nostri ascoltatori, siete voi i nostri veri editorialisti. 0292947222, indagato il poliziotto che ha ucciso l'immigrato armato di coltello, e Gasparri si mette a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma di assistenza alla gente. La sinistra attacca, chi attacca? Attacca Salvini. Da Salvini linguaggio di odio, non fa bene, vedi la maestrina, non fa bene col ditino ammonitore. Chi c'è in linea, pronto? Buongiorno Sammy, Stefano da Genova. Ciao. Ciao a te, io non volevo utilizzare un linguaggio di odio, però mi fa un pochino specie il fatto che siano stati assegnati
gli arresti domiciliari ai 2 cittadini cinesi che hanno assassinato il ladro. Il giudice ha giustificato il tutto perché il fatto è maturato in un contesto di rabbia e di frustrazione dopo aver subito già diverse rapine. Mi sembra un atto di razzismo verso i nostri concittadini italiani. Grazie Sammy. Grazie. E in molti pensiamo a questa cosa effettivamente, anche se effettivamente a Milano ormai la situazione è diventata ingestibile. Però se cominciamo adesso a perdonare chi prende e si fa giustizia da sé, che fare? Che cosa avreste fatto voi? Sicuramente ci saremmo difesi e magari avremmo esagerato anche noi ammazzando il ladro. E poi sappiamo la famosa frasettina: se uno decide di fare il ladro, certamente sa che è un mestiere pericolosetto. Così come naturalmente se decidi di aggredire un poliziotto, sai che stai facendo una cazzata, no di certo, se sei sotto l'effetto di droga non lo sai. 0292947222, vi sento belli caldi, vi lascio parlare. Pronto? Pronto? Uela! Ciao. Franco da Milano. Senti, volevo chiedere, ma il premierato, la riforma del premierato è finita in fanteria? Se non ne parliamo, perché sennò poi si incazza ancora di più il PD, perché ci sono altri problemi adesso. Ho l'impressione che la Meloni che lo voleva fare, giustamente, è vero, adesso l'abbia messo un po' in disparte, perché si vede che c'è qualcuno a cui non va tanto bene, perché sai, il premierato è importante, perché se a un certo punto un premier decide, dice ma mi avete rotto le palle, vogliamo andare a votare, adesso torniamo a votare, e sai, è dura se facesse così. Invece non può farlo, hai capito? È per quello che mi puzza un po' questa roba qua della Meloni che l'ha messo in disparte. Tu cosa ne dici? Grazie. Vorrei tornare sull'argomento effettivamente, ma qui lo sai che sono tutti lì ad aspettare. Tira fuori di nuovo il premierato, colpa di Salvini. La verità di quest'oggi: blindata la lista dei paesi sicuri per i rimpatri, il decreto per mettere in riga i magistrati sulle espulsioni. Ordine e disciplina! Ora è fonte primaria la norma su cui si basano i respingimenti dei clandestini, ma le polemiche continuano. A Verona ha indagato l'agente che ha ucciso l'africano che voleva accoltellarlo. Indovinate con chi sta la diocesi? No, con l'africano. Pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Gino di Roma. Prego. Volevo solo, intanto faccio i complimenti al direttore del Tempo, veramente, nonostante che il Tempo è uno dei giornali più economici, ha un direttore veramente bravo, oltretutto è di Udine, veramente i complimenti per le indagini sui magistrati di magistratura indipendente. Comunisti, dobbiamo dirlo a testa alta, che sono comunisti e non dobbiamo vergognarcene, perché è la verità. Hanno cercato di distruggere Berlusconi per tanti anni, con tante indagini. Ora questo addirittura, ma questo dovrebbe dimettersi, andare via proprio. Ma io non capisco il Consiglio Superiore della Magistratura e il Presidente Mattarella, ma cosa fanno? Dormono, però si svegliano ogni tanto e dicono la frasettina e poi tornano a dormire. Attenzione, sulla verità quest'oggi, ma anche su altri quotidiani, la notizia che non ci aspettavamo. La trovavamo sempre come scusa dicendo ma sono loro che fanno più figli, e invece la natalità ormai cala pure tra gli immigrati. L'Istat certifica che si è esaurita la spinta demografica impressa da chi è arrivato da fuori. Allora ce ne vogliono ancora. Così il welfare è destinato a diventare insostenibile. Noi dovremmo riorganizzare gli ingressi regolari, ma l'inghippo vero sta nel gigantesco flop economico targato Europa. Insomma, anche gli immigrati fanno meno figli, nel senso che magari al posto che 5 ne fanno 4. Dai, fatevi sentire, dite la vostra, il più veloce entra in onda 0292947222. Pronto? Pronto sei? Uela.
Ascolta, io volevo dire soltanto una cosa su Salvini, guarda, te la dico come mamma, perché io ho un figlio della sua stessa età, lui non deve, quando si esprime su certi argomenti, non deve dire mai certe cose, perché non per altro, perché se no di come degli sciacalli, pronti a saltargli addosso qualunque cosa dica. Quindi lui farebbe bene a tenersi per sé i suoi pensieri, sempre che riguardi quei determinati argomenti, tipo l'uccisione del poliziotto. Veramente, guarda, è un consiglio da mamma. Ecco, perché io voglio bene a quel ragazzo lì e so che lui lo fa in buona fede, però gli altri non sono come lui. Grazie cara, ma d'altronde la politica oggi si fa anche con queste frasi, perché altrimenti i giornali non ti pubblicano. Ricordate Umberto Bossi, tanti anni fa la doveva sparare grossa per finire in prima pagina, poi dopo il titolo finalmente l'articolo spiegava e capivi che non c'entrava nulla con il titolo, ma era un motivo per attirare l'attenzione. 0292947222, il Fatto Quotidiano scrive: il governo tenta di scavalcare l'Unione Europea buttando la palla alla consulta. Il decreto che elenca i 19 paesi sicuri, tra virgolette, perché avete capito, sicuri, ma non è detto. Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Ciao. Allora, noi abbiamo il presidente del CSM che dovrebbe sorvegliare sul comportamento dei magistrati. E questa irruzione della magistratura nella politica è un fatto gravissimo, è roba da dittatura ormai, perché il potere della magistratura è enorme, è intimidatorio, possono controllare le persone, guardare il minimo difetto e rovinargli la carriera, rovinargli la reputazione. Allora, quando abbiamo voluto mettere come ministro Savona, se vi ricordate, come ministro dell'economia, il velocissimo Presidente della Repubblica non l'ha voluto dicendo che lui era contro i dettami dell'Europa, era di principio contro l'Unione Europea. Però stranamente quando ci troviamo con questi magistrati politicizzati che non rispettano le leggi, che le interpretano a modo loro sempre dalla parte sinistra, non dice mai niente. Allora uno dei problemi è il Presidente della Repubblica che non svolge il ruolo di garante della separazione dei poteri. La seconda cosa più importante secondo me è questa. Allora qui ci sono voluti 30-40 anni per rovinare la magistratura in questo modo e per averla in queste condizioni. La destra, il centrodestra e tutti quei politici e giudici seri che vogliono ristabilire l'ordine e la correttezza devono cercare di mettersi piano piano e cambiare norme, leggi, disposizioni, perché ci vorranno anni per togliere questa gente, perché ormai sono stati protetti da 3 presidenti della Repubblica di fila, da Scalfaro, Napolitano, per andare fino a Mattarella, e sarà difficile toglierli da lì, però devono cominciare sistematicamente. Vero, dobbiamo cominciare, oppure trattenere €1 ad ogni parlamentare e magistrato per ogni clandestino che mette piede sul territorio italiano. Si risolve il problema in una notte, come fece Amato ciucciandoci i soldi, vero Walter? Si scherza ma non troppo. Un grazie infinito con tanto onore alla cosa più bella che ha avuto l'Italia dal dopoguerra. E parli di me? Ah no, di Matteo Salvini, scrive Stefano del Brembo. Grande Stefano, ancora una chiamata, pronto? Ciao Sammy, sono Marco Mantola. Ciao. Allora, perché hanno tolto Colombia, Camerun e Nigeria? Perché in Colombia c'è da sempre la guerra tra le FARC e il governo per la droga e per i comunisti che stanno combattendo lì. Poi in Nigeria e invece in Camerun c'è il problema di Boko Haram. Questo è per spiegare brevemente a chi non lo sapeva il perché hanno tolto quei paesi tra quelli sicuri. Ma se stiamo a guardare con il casino che c'è con Boko Haram e con Al-Qaeda, c'è mezza Africa che non è sicura, se non tutta. Poi l'altro discorso, Mattarella è il presidente del CSM, però ovviamente essendo di parte non prende posizione su certe cose. Io temo questo, poi magari sarò un visionario pazzo. Io credo che si stia cercando in certi ambienti di creare una situazione che porti Mattarella, che secondo me non aspetta altre, a destituire, perché il Presidente della Repubblica lo può fare in qualsiasi momento, la Meloni, sostituendola con un governo amico. Cioè non dico che la voglia fare, però secondo me si sta arrivando lì, che si creano le condizioni per togliere questo governo di mezzo. Perché? Perché ci sono dei problemi in Italia, perché non è capace di gestire, perché ci sono dei problemi in Europa, eccetera, eccetera.
Spero di sbagliarmi. Ciao Sammy, grazie. Anche noi lo speriamo, ma molte volte ci si azzecca, signori. Torneremo a parlarne dopo le ore 11, signori. Arriverà la signora delle stelle, ho chiamato l'astrologa per capirne di più. Ma avremo anche il grandissimo circense Paride Orfei e un cantautore dal titolo Marco Bosi. Il titolo alla canzone In questa terra non nascon fiori, ma il suo nome e cognome è Marco Bosi. Adesso l'editoriale di Sallusti e poi naturalmente si medita con la scuola di magia e poi Giulio Cainarca con l'auto da fè. Io ritorno alle 11. Ciao.